Non state assistendo ad uno dei soliti panegirici pubblicitari tendenti ad esaltare opinabili panacee contro il logorio della vita moderna. Tuttavia, questo documentario non si nasconde il suo nobile fine, quello di sottolineare ancora una volta, forse l'ultima prima che sia troppo tardi, il pericolo incombente di questa civiltà tecnologica, consumistica e nevrotizzante, destinata a condurre l'uomo moderno allo squilibrio psichico, all'alienazione, forse alla catastrofe. Qual è l'alternativa? Qual è la proposta? Eccola. Approfittiamo di tutte le nostre pause lavoro per lasciarci alle spalle i centri urbani, per avventurarci nella vicina campagna, per inebriarci di verde, di fiori profumati e variopinti, di cieli tersi, per immergerci nel tiepido abbraccio della natura, per ritrovare quell'eterna armonia che soltanto qui ancora regna immutabile. Ma la nostra inchiesta non si limiterà alla visualizzazione di immagini paesaggistiche, no. Essa si prefigge soprattutto di scoprire l'uomo che vive in questo Eden arcadico, l'uomo che in osmosi con l'ambiente in cui è immerso è armonia egli stesso. Mens sana in corpore sano. Eccolo. Seguiamolo, questo piccolo omettino mite ed equilibrato, nel suo diuturno peregrinare per prati e colline, attento al suo gregge e ai suoi cani che ama e dai quali è riamato. Ma cediamo la parola alle immagini. È il momento della siesta e della frugale colazione, ma come avete visto il nostro pecoraro si è preoccupato di dividere il suo cibo coi suoi fedeli collaboratori, prima ancora di sfamare se stesso, come mamma pecora che, ancorché claudicante, offre la sua mammella al piccolo agnellino. Ma eccolo finalmente concedersi il lusso di una breve, sobria sorsatina di buon vino campagnolo. Una
Una brevissima sorsatella, indice dell'equilibrata continenza di quest'uomo sano e armonico. Ed eccolo alla fin fine degustare la sua entrecôte en sauce alla béarnaise, non senza un certo stile. Signor Pecoraro, che ci può dire della situazione politica italiana, del finanziamento dei partiti, della mafia e delle riforme con particolare riferimento a quelle del codice, vedi articolo 28 della Costituzione? Avrete notato quanta dignitosa compostezza in questo atteggiamento distaccato, seppure pregnante di acuti sottintesi. Ma ora vogliamo porle delle domande più inerenti alla sua persona e la sua vita. Quanti anni ha Pecoraro? Sono per 14. E non è stanco di fare il pastore? No, Quindi il suo mestiere le piace? mi piace sì. Ma scusi, lei quanto guadagna al mese? Guarda bene, sto per conto mio, non so, può essere 1 milione, può essere mezzo, può essere 2, può essere 3, può essere 4. Abbiamo notato che lei, Pecoraro, è molto affezionata al suo gregge, ma se noi le chiedessimo di ammazzare un agnellino, quello per esempio, per 1 milione lei lo farebbe? No, Perché Pecoraro? è mio figlio, so papà, e Dio mi ha creato, gli voglio tanto bene e io non lo posso fare. Magari mi gioco la mia vita. Tutto ciò è molto bello da parte sua, Pecoraro. Qual è il suo medico di fiducia? Bardoni, Chi? Bardoni, Dove va in vacanza l'estate? Capri. Senta, Pecoraro, qual è lo scrittore che lei conosce meglio? Prusti, Chi? Frischi. E il poeta più vicino al suo temperamento? Giacomo, E poi? e poi Lobardi, Chi è attualmente la sua fidanzata? e Claudio Cardinali, Chi è il suo miglior amico? sa ragazzi, Chi? Ma vi frequentate molto? sei sempre con lui, come fai? Per forza. Allora, Pecoraro, la ringraziamo. Noi sappiamo che lei adesso va a portare una caciotta alla Casetta Rossa. La precediamo per girare la scena. Grazie tante. Corriamo, ragazzi. Siamo veramente soddisfatti di questa intervista che ci ha dato modo di confermare come soltanto attraverso un ritorno alla natura l'uomo di domani, l'uomo migliore, l'uomo nuovo sarà come il nostro adorabile Pecoraro. Un uomo sereno, obiettivo, mite, modesto, amante del creato e delle sue creature. Ma eccolo arrivare alla Casetta Rossa. Ecco la buona contadina andargli incontro. Eccola ritirare la caciotta promessa. Eccola invitarlo dentro per offrirgli un bicchiere di quello buono. Lasciamoli. Forse da questo incontro nascerà un'amicizia affettuosa. Forse quelle due anime semplici e fino ad oggi solitarie si fonderanno in una sola. Forse...